Buona giornata, bentrovati, benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con l'informazione sportiva attraverso i nostri e vostri canali. Allora cominciamo ricordandovi la web tv www.venetoglobe.com con il canale dedicato interamente allo sport che è streamingsport.it. Vi ricordo che è nata anche la nostra radio che va a supporto e va a sostenere naturalmente la web tv con la base musicale e non solo, VG Radio, che potete trovare e ascoltare naturalmente sempre sul web. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, ascoltateci sul canale 95 di Caffè TV 24 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, ogni giorno in onda alle 19:40, 19:45 circa, nella seconda parte di serata e poi in replica nella primissima parte del mattino. Andiamo a vedere e a scoprire insieme le principali notizie anche per oggi. La Ferrari, eccola qui, si è svelata in trasferta ieri sera alle 18:30 a Reggio Emilia, bella e aggressiva con la sigla SF1000, un omaggio al 1000° Gran Premio. Una rossa estrema dalle fiancate ridotte ed inclinate stile Red Bull ai deflettori complessi fino alla sospensione anteriore. Oggi toccherà la presentazione della Red Bull e della Renault, mentre venerdì tocca alla Mercedes. Calcio, al Milan si parla di panchina per la prossima stagione da affidare, secondo Boban e Maldini, a questo uomo, ovvero ad Allegri, mentre Gazidis, l'altro responsabile del Milan, punta su un tedesco, il tedesco Rangnick. Pioli si salverebbe solo con il pass per la Champions oppure la vittoria in Coppa Italia. Alla Juventus scatta l'allarme con società e leader impegnate a sostenere Sarri in questo momento particolare della Juve. L'Inter invece punta, oltre allo scudetto, anche sulla Coppa, che proprio stasera la Coppa Italia a San Siro inizierà e vedrà i nerazzurri in campo contro il Napoli. Attenzione al Napoli perché è un Napoli imbattuto sia in Coppa che in Champions e quindi può dire la sua, può fare un altro colpaccio. La 24esima giornata intanto del campionato comincerà con Lecce-Spal, Bologna-Genoa ed Atalanta-Roma nella giornata di venerdì. Questa sera, con la cerimonia alle ore 20 ad Anterselva, scattano i mondiali di biathlon, previsti 160.000 spettatori. L'Italia, che parte tra le favorite sia nel maschile che nel femminile, ha le punte di diamante proprio nel femminile con Vierer e Vittozzi. Da domani arriva la Final 8 di Coppa Italia per il basket, che vedrà di fronte Milano-Cremona con inizio fissato per le ore 18 e via alla finale alle 20:45 Virtus Bologna-Venezia. Venerdì gli altri due quarti di finale tra Sassari-Brindisi, Brescia-Fortitudo-Bologna. Andiamo a parlare di atletica perché a Stoccolma questo l'atleta italiano Fabbri, lancia nel peso 21,59 e dopo 33 anni supera il record indoor di Andrei, che resiste invece all'aperto. Cecchinato nel tennis va subito KO a Buenos Aires, fuori al primo turno da campione in carica ed è uscito con questa sconfitta dai top 100. Andiamo a parlare di Fabio Fognini che perde a Rotterdam in Olanda, mentre a New York Seppi va bene, ok, mentre per la Federal Cup per quanto riguarda il femminile, sempre del tennis, sarà Romania-Italia il prossimo incontro. Al femminile ancora, con uno storico record, un altro piccolo passo delle donne arabe nello sport. La trentenne Abrar Yassen è infatti ufficialmente diventata la prima allenatrice di puro sangue da corsa in Arabia Saudita ed è un grande piccolo passo, diciamo così. Sorteggiati a Losanna invece i gironi del preolimpico femminile di pallanuoto che si disputeranno a Trieste dall'8 al 15 marzo con 2 posti in palio per le Olimpiadi di Tokyo. Il 7 rosa è stato inserito nel gruppo A con Olanda, Francia, Slovacchia e una squadra asiatica.
in A1 femminile per la pallavolo, turno infrasettimanale con l'Imoco Volley Conegliano capolista impegnata a Bergamo. Questa partita è la quinta partita in 12 giorni. La società trevigiana poi comunica che per la gara contro l'Igor Novara al Palaverde c'è già il sold out. Intanto, sempre nell'ambito della pallavolo, sono saltate due panchine, quelle diciamo nazionali, internazionali, mondiali importanti, quelle di Mencarelli, perché allenavano appunto formazioni nazionali, quelle di Mencarelli e l'ultimo è Caprara che quindi perde la panchina. Per il rugby adesso, il rugby con i Leoni del Benetton impegnati in queste settimane di allenamenti specifici, particolari, singoli, se così possiamo dire. Si sta preparando la trasferta di Newport per il Pro 14, la partenza venerdì. Ci saranno però grosse assenze nel gruppo che salirà in aereo. Oltre ai nazionali non ci saranno Duvenage e Tavuyara che si è fatto male proprio in allenamento. Per Crowley quindi un 15 che risulta quasi obbligato. Andiamo a parlare e ritornare a parlare di calcio con la Serie B, Spezia Cremonese terminata 3-2 il recupero di ieri, in campo si va già venerdì con Pescara Cittadella, mentre sabato Benevento Pordenone, un Pordenone che ritorna sul mercato in prospettiva anche del prossimo anno, Venezia Entella, mentre lunedì toccherà all'ultima Veneta, ovvero il Chievo, affrontare la Salernitana. Nella Serie C Vicenza sempre al comando con 57 punti e domenica un turno che per le Venete e le Friulane vede Padova Fermana, Triestina Vis Pesaro, Lanerossi Vicenza Virtus Verona, è un derby veneto, mentre lunedì il posticipo tra Reggiana ed Arzignano. In Serie D c'è sempre la testa tenuta dal Campodarsego di Antonucci con Legnago al secondo posto a 48 punti, l'Ambrosiana a 45. Il Montebelluna arranca anche dopo l'arrivo di Lele Pasa. Sarà un turno quello esterno, perché a questo punto diciamo che forse è meglio giocare in esterno per il Montebelluna, visto che da 5 turni mi pare che al San Vigilio di Montebelluna la formazione, in questo caso di Pasa e prima di Bodo, non vince. Villafranca, Montebelluna. Parliamo di eccellenza, il Giorgione in casa contro il Montecchio è tornato grazie alla vittoria contro la seconda della classe nelle zone alte, si trova al quarto posto e può tornare a vedere la luce fuori dal tunnel, diciamo così. Nel girone B invece, situazione complicata sia davanti che dietro, molto bello questo girone, molto impegnativo questo girone dell'eccellenza. Stiamo parlando della Liventina proprio perché ha perso in casa domenica contro il Calvinoale per 1-0. Sentiamo le interviste con i due tecnici. Siamo con mister Matteo Vianello della Calvi nel termine di Liventina Calvinoale, finisce 1-0 per voi. Allora mister, una partita dove avete scelto per diversi minuti giocare la Liventina, avete poi alzato per il centro nell'ultimo quarto di partita e poi è arrivato quel gol nel finale che vi premia. Sì, abbiamo fatto una partita e sapevamo la forza della Liventina. La Liventina ha un gioco, una coralità, interpreta molto bene il sistema di gioco che vuole mister Vecchiato. Noi abbiamo un sistema simile a loro, un pochino più dinamico il nostro perché varia un attimino, però era un pochino una squadra, una partita che giocavamo un attimino ad armi pari. Loro hanno una grande capacità di palleggio, noi abbiamo saputo compattarci, abbiamo saputo chiuderci, abbiamo rischiato perché la Liventina ha avuto più di un'occasione per farci gol, noi da parere nostro ne contiamo verso la loro porta 3 occasioni e dopo siamo stati bravi e fortunati perché siamo riusciti a trovare il gol della vittoria alla fine, fortunati perché in quel momento là magari verso la fine della partita magari tutti pensavano che il pareggio fosse il risultato finale, invece noi abbiamo avuto la forza di crederci. Questo qua è un plauso che faccio ai miei giocatori perché fino alla fine hanno provato a bucare la difesa della Liventina. Questi risultati di oggi risalite ancora alla classifica perché il Porto Monzó è pareggiato,
siete sempre lì, in quelle posizioni di vertice. Sì, sì, come ti dicevo anche in trasmissione da te lunedì, inutile guardare tanto i risultati adesso, è giusto giocare partita dopo partita, cercare di ottenere il massimo da ogni gara e i conti li faremo attorno a marzo. Adesso cerchiamo di andare avanti a fari spenti senza voltarci, con umiltà sempre, massima modestia e vedremo più avanti, dai. Primo scontro diretto è andato, adesso ne avete altri due, come mi dicevi. Qualche Due, giorno forse fa. anche tre, perché Anche subito tre. dopo abbiamo anche il Porto Mansuè, quindi sono tutte partite da giocare, ti ripeto, il campionato è aperto, è molto vivo e è bello giocarlo, è stato bello giocare questa partita qua perché penso che si sia vista una bella gara, un bel gioco tra due squadre molto propositive, e dopo noi, ti ripeto, siamo stati oggi più fortunati, speriamo di esserlo anche nel corso delle prossime partite. Con mister Vecchiato la Diventina termina di Diventina Calvi, è arrivata questa sconfitta mister nel finale dopo che per parecchi minuti avete fatto voi la partita, la palla però non voleva entrare oggi. Il calcio è così perché devi fare gol prima, poi se rimani in equilibrio basta un episodio da perdere. Sicuramente la prestazione è stata buona, molto meglio di Mogliano la scorsa. Ragazzi, posso dire poco tranne che un po' più di precisione sotto porta, dovevamo fare gol prima. Tutto qua. Alla fine loro sono cresciuti in ultimi minuti di partita, vi hanno punito, già prima di quel gol c'è stata un'altra occasione dove Memmo aveva salvato il risultato. Sì, avevamo avuto noi due con Costa, Sì. identiche. Io penso che alla fine della partita abbiamo avuto più occasioni di loro, abbiamo tirato più in porta di loro contro una squadra seria. Mi dispiace perché insomma poi una squadra di alta classifica come noi i dettagli fanno la differenza. Se tu non fai gol, l'episodio può punirti del successo. Il campionato vostro prosegue, due sconfitte, ma È la prima volta quest'anno, abbiamo due sconfitte. Ma sai, poi le cose si vedono anche nei momenti meno belli, insomma. Siamo in una posizione di classifica che comunque ci permette di valutare con serenità un po' tutto. Non abbiamo l'acqua dalla gola per salvarsi, comunque possiamo pensare di sistemare le cose, ma sicuramente se lo spirito è questo, insomma, è una buona. Al di là di come è andata, insomma, vittoria o sconfitta, sono due bravi tecnici, quindi complimenti sia a Vianello che a Vecchiato. Per quanto riguarda il calcio a 5, ieri avevamo annunciato appunto la partita big match del Camedosson a Pescara contro la corazzata Pescara, chiamiamola così perché è una squadra molto molto forte. E in effetti il Camedosson ha provato a rimanere in partita, c'era quasi riuscito fino all'ultimo, ha perduto però per 7-4. Nel calcio a 5, dove rimaniamo, andiamo a sentire oggi cos'è successo sul campo del Maccan Prata che giocava nel fine settimana contro il Nervesa della Battaglia. Andiamo a sentire il tecnico Sabalino. Mister Andrea Sabalino, un'analisi dell'incontro. Avevamo bisogno di vincere la quinta partita consecutiva, ma non siamo riusciti, abbiamo tenuto il campo abbastanza bene, abbiamo commesso degli errori non so, anch'io dovrò analizzarla bene perché anch'io probabilmente devo fare altre scelte. C'è un po' di rammarico perché effettivamente nel primo tempo potevamo stare in partita ancora meglio, abbiamo chiuso sotto di 1, poi dopo il secondo tempo quell'espulsione, quelle situazioni ci hanno un po' destabilizzato. È stata una partita dura, adesso da analizzare effettivamente non è facile, su due piedi e il risultato è pesante, vedremo, analizzeremo con calma, adesso proprio non riesco a trovare le parole per la prima volta per dare un'idea alla squadra di cosa dobbiamo migliorare, su dove dobbiamo lavorare. Ecco, Allora vediamo un po' il futuro. Il prossimo incontro a Udine è un campo sempre ostico per noi e siamo ormai verso gli sgoccioli del fine campionato con tutte le squadre lì raggruppate in pochi punti. Pensiamo ormai a quell'incontro? Sì, devo metter via, analizzarlo bene questo e pensare alla prossima partita sicuramente. Anche oggi un'espulsione, noi ogni partita ci buttano fuori un giocatore, dobbiamo analizzare anche questo, i motivi, il perché. Devo analizzare bene io se i minutaggi forse sono un po' elevati per qualche giocatore e devo effettivamente andare a valutare molte cose di questa partita. Effettivamente io devo lavorarci molto io.
una cosa tecnica, ci sono state 4 ammonizioni da una parte, 3 dall'altra, 2 espulsioni, ma è stata una partita così veramente fallosa? Perché dalle tribune non sembrava poi così tanto cattiva. Nemmeno io non la vedo così, ogni partita abbiamo un'espulsione, 2 o 3 ammoniti, purtroppo pesano tantissimo, però è così, io non vedo tutte queste partite disastrose che fa il Macan, non vedo tutte queste ammonizioni, queste espulsioni, questi giochi scorretti, non li vedo. Purtroppo siamo penalizzati con i cartellini e dobbiamo accettarli, e dobbiamo andare avanti. Questo mister Sabalino per quanto riguarda il calcio a 5. Allora dal calcio a 5 passiamo per chiudere all'ultima notizia riguardante la Ruker Sanve, campionato di Serie B maschile di pallacanestro. Attenzione anche qui perché si avvicinano, tra l'altro si avvicina un appuntamento importante a cui tiene in modo particolare la Ruker Sanve, cioè la Final 8 di Coppa Italia che si disputerà dal 6 all'8 di marzo a Ravenna. Vedremo se riusciremo a seguire questa manifestazione con il nostro streaming e con la nostra, tra l'altro, sia web che radio adesso per quanto riguarda appunto i nostri mezzi. Vi ricordo che la Ruker Sanve giocherà nuovamente in casa, partita interna, ospiterà la Soresina che è l'ultima della classe al Palasystem di Saccon di San Vendemiano nel Trevigiano. È tutto, ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento a domani.